Telespettatori di Antenna 3, buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri notiziari. Come ogni giorno in primo piano le notizie di cronaca, ma poi gli approfondimenti e naturalmente quelle che sono le tematiche di principale attualità in queste ore. Torneremo ancora a parlare dei rischi alluvioni nel nostro territorio, della polemica sulla realizzazione delle casse di espansione a Crocetta del Montello, sulle Grave di Ciano. Ne parleremo a partire dalle 13, ma cominciamo subito con la cronaca, una notizia che ci arriva da Verona, dove la Guardia di Finanza ha scoperto 36 lavoratori impegnati in nero, dei quali, pensate, 12 erano migranti irregolari. Nel corso di una serie di controlli nelle tenute vitivinicole della zona, rilevando violazioni di natura previdenziale e fiscale. Si è trattato, rende noto la Guardia di Finanza, di oltre il 50% dei braccianti agricoli controllati, per i quali sono state avviate le pratiche per la regolarizzazione sul territorio nazionale quali residenti asilo politico. Contestualmente è stata avanzata alla Direzione Provinciale del Lavoro la proposta di sospensione delle attività, in quanto oltre il 10% dei lavoratori è risultato occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto. Dall'inizio dell'anno il Comando Provinciale della Finanza di Verona ha permesso di individuare 827 persone impiegate in agricoltura in violazione delle normative sul lavoro, 36 in nero e 466 irregolari, e di sanzionare 121 datori di lavoro. Questa dunque è la notizia che ci arriva da Verona. Ma ora torniamo a Mestre per parlare delle polemiche che stanno divampando proprio in queste ore per quanto riguarda Corso del Popolo e l'operazione, diciamo, antidegrado che è stata decisa appunto togliendo le panchine. Ne abbiamo parlato ieri sera, ma sta appunto divampando la polemica in città. Per parlare di questo abbiamo in collegamento la nostra Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Buongiorno Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui in Corso del Popolo, proprio in una delle zone in cui sono state rimosse queste panchine. Quella è la parte che ne è rimasta, ma ne parleremo diffusamente a brevissimo insieme anche al nostro ospite. Prima però, per chi si fosse perso il nostro servizio di ieri e magari non sapesse di cosa stiamo parlando, vediamo immediatamente che cos'è accaduto proprio ieri qui in Corso del Popolo. Rimosse in mattinata le panchine di Corso del Popolo a Mestre come soluzione a sbandati e tossici. È così che il prefetto ha dato corso, a meno di 24 ore dal suo sopralluogo, alle richieste di residenti e commercianti. Decisione assunta a seguito delle 150 firme inviate al sindaco, con cui chiedevano una soluzione alle pericolose frequentazioni della zona, aumentate specie dopo la chiusura forzata a fine settembre scorso del vicino mercatino abusivo per il posizionamento delle telecamere al parco di Via Tasso. Sono stati velocissimi, è solo che adesso dalle panchine, come si può notare, si siedono sopra il cemento. Bisognerebbe proprio smantellare tutto. Voi esercenti cosa ne pensate? Che stanno in piedi, non si riposano più come prima. Diciamo che c'è chi dice sì, delle volte è un bene perché serve le panchine, delle volte però si siede un po' di tutto. Decisione fotocopia di quelle prese ad agosto 2022 con la rimozione delle panchine della centralissima via Zorzetto prima e poi con l'edicola abbandonata di via Puerio. Ma il problema dei bivacchi non si è risolto. La via Piave che spostai da qua, qui manda via da qua e andare da un'altra parte, non risolve il problema. Rimuovere le panchine come metodo di dissuasione alla seduta non pare funzionare. Lo vediamo con i nostri stessi occhi dalle immagini girate a pochi minuti dall'eliminazione di quelle in Corso del Popolo. Vedete, ci si continua a sedere dove si può. Secondo me diventa scomodo per tutti gli altri, insomma, non so. Non mi pare sia una soluzione. Magari manca la panchina e qualche persona anziana magari ne aveva bisogno. La persona anziana ha il badante o la badante e ha la sua carrozzina.
Ma non tutti gli anziani hanno la carrozzina e il badante, sono anche persone che fanno fatica a camminare, che si stancano, anche Allora gente devono giovane. restare a casa allora, se si stancano. Eccoci qui, allora abbiamo sentito questo servizio che si è concluso con questo commento che ha suscitato più di qualche reazione, non solo da parte di vari cittadini che frequentano questa zona, che ci hanno scritto, che ci hanno telefonato per commentare proprio questa frase, e anche da parte di alcune associazioni. Qui insieme a noi c'è l'avvocato Matteo D'Angelo, uno degli organizzatori, nonché ovviamente partecipante della famosa manifestazione che fu fatta lo scorso anno, Riprendiamoci la città, tantissime persone in marcia proprio per chiedere più sicurezza e lotta al degrado, e anche però un verde pubblico migliore. Allora, lei come commenta questa frase? A febbraio abbiamo portato per le strade di Mestre 5.000 persone che chiedevano non solo più sicurezza, ma anche più interventi sociali e una maggiore concertazione finalizzata alla rigenerazione urbana. Il fine è unico, che nessuno venga lasciato indietro, e quindi questa osservazione, questo commento veramente è inaccettabile. Inaccettabile perché non è pensabile che chi ha più difficoltà, chi è più anziano, chi è malato venga lasciato solo, venga lasciato indietro e la soluzione sia se ne resti a casa propria, anche perché non è creando il deserto nelle città che eliminiamo le problematiche di degrado e di sicurezza, anche perché piani orizzontali ce ne sono rimasti i residui della panchina, sono rimaste le aiuole, sono rimasti i marciapiedi. Cosa vogliamo fare? Vogliamo radere tutto al suolo così le persone sono obbligate a stare in piedi? Non credo che sia questo il modo giusto di affrontare. Dovremmo più che altro, e l'amministrazione dovrebbe preoccuparsi del perché vi siano persone che sono costrette a distendersi stanche, stremate su una panchina, piuttosto di eliminare la panchina stessa. Poi non è neanche ben chiaro se la panchina è stata eliminata perché il legno era vetusto o se effettivamente è finalizzato a evitare che le persone vi si siedano. Se le amministrazioni e i cittadini e alcuni negozianti, fortunatamente una stretta minoranza, vogliono che le persone stiano in piedi, beh guardi, io venendo qua ne ho fotografate parecchie sedute sulle aiuole, ce ne sono anche adesso, quindi come vedete non è certo questo il modo per affrontare le situazioni, non è certo dicendo a chi ha più difficoltà di starsene a casa. Infatti vediamo, grazie all'aiuto della telecamera di Simone Merlo, vedete che una persona si è proprio seduta lì su quei mini pilastri, proprio perché di panchine non ce n'è più l'ombra. L'assessore ai lavori pubblici Zaccariotto ha detto: le abbiamo rimosse perché erano ormai vecchie, marce e pericolose alla seduta, quindi si presume che andranno riposizionate, anche se inizialmente non sembrava quello il volere. No, non è ben chiaro, l'amministrazione secondo me va per tentoni. Noi con la manifestazione abbiamo raccolto 80 associazioni che questo territorio conoscono le problematiche di tipo di decoro urbano, conoscono le problematiche di degrado, conoscono le problematiche relative alle marginalità e alle esclusioni sociali. Ci siamo sempre posti in maniera positiva nei confronti dell'amministrazione per fornire un bagaglio di conoscenze volte a eliminare o comunque a limitare le problematiche di questa società. Invece l'amministrazione pare rispondere solo alle richieste di qualche cittadino che fa richieste in realtà in linea con quello che già faceva questa amministrazione, perché questa amministrazione, ricordiamolo, è quella che voleva togliere le fontane perché qualcuno vi si sedeva sopra. Quindi ecco, l'amministrazione della punizione, della repressione non credo che abbia dato i suoi frutti, e non è continuando su questa strada che possiamo evitare che le persone cadano nell'esclusione sociale, anche perché guardate, io ho lo studio poco più avanti, le persone che hanno problemi di etilismo, le persone senza tetto non si mettono a dormire sulle panchine, si mettono a dormire sotto i portici, davanti ai portoni dei palazzi, e più di qualche volta io e i miei colleghi, altre persone che conoscono, abbiamo chiesto l'intervento delle ambulanze, della polizia locale. Quindi dovremo
pensare a come evitare che queste persone siano costrette a dormire sotto i portici, piuttosto che a pensare come evitare che queste persone in situazioni di difficoltà siano costrette poi a posizionarsi su una panchina o a distendervi sopra. Ecco, avete sentito dunque qual è l'appello anche di Matteo D'Angelo dell'associazione, ma anche come cittadino che diciamo si fa portavoce di quello che pensano molti altri residenti di questa zona. Qui da Mestre è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori e ai suoi ospiti per questo collegamento. Noi ora da Mestre andiamo a Treviso ecco, lo vedo ora collegato il collega Cristian Arboit con il sindaco Mario Conte, perché ci sono alcuni temi di grande attualità che stanno accendendo il dibattito a livello nazionale. Stiamo parlando del protocollo che è stato siglato ieri tra la premier italiana e il governo albanese per l'accoglienza dei migranti. A te Cristian, buongiorno. Sì, buongiorno Marta, a te e tutti i telespettatori di Antenna 3. Mi trovo con Mario Conte, tanti temi sul tavolo, a partire da quello che hai preannunciato tu, ovvero la creazione di 2 centri per migranti in Albania, centri che saranno gestiti dall'Italia, quindi saranno territorio di fatto italiano, perlomeno all'interno del centro. Si tratta di un accordo innovativo, così lo definisce la stessa Premier Meloni, ma non manca un fronte polemico sia interno all'Italia sia interno all'Albania, perché in Albania c'è di fatto una bufera politica sul Premier Edi Rama proprio in queste ore. Qui con me per l'appunto Mario Conte, partiamo da qui. Conte, lei spesso si è occupato di migranti, ne abbiamo parlato tante volte. Come giudica questo protocollo che per il momento è un unicum a livello comunitario? Diciamo che fino a qualche settimana fa parlavamo delle difficoltà del nostro paese, dei nostri territori, di riuscire a ricavare degli spazi adeguati a quella che deve essere un'accoglienza dignitosa, perché parliamo di persone che scappano per svariati motivi da delle situazioni complicate, però effettivamente l'Italia non era in grado di dare risposta da questo punto di vista, anche a fronte a dei numeri che erano decisamente preoccupanti e in continua crescita. Quindi ogni soluzione che porta a un allentamento della pressione da questo punto di vista e ci consente di organizzare meglio un processo di accoglienza e di inclusione nei nostri territori, io credo che debba essere accolto con entusiasmo e la giusta curiosità positiva. Poi io non voglio entrare nei meriti delle polemiche che ci sono in Albania, perché francamente siamo già impegnati alla gestione delle polemiche a livello nazionale. Mi piacerebbe che per una volta l'Italia ragionasse a tutela degli interessi del nostro paese, senza contrapposizioni di coloro che addirittura si preoccupano delle ripercussioni che possono avere in Albania. L'Albania decide per l'Albania, l'Italia per l'Italia. Credo che questo possa essere un buon compromesso. Ovvio, devono esserci delle condizioni e un processo di accoglienza che deve essere garantito. Ricordo che parliamo di persone e quindi, ma sono sicuro che questo avverrà, devono esserci tutte le condizioni per un'accoglienza dignitosa. Quindi Mario Conte, anche in qualità di presidente dell'ANCI regionale, promuove questo accordo. Ma io avevo manifestato la preoccupazione perché nei nostri territori ormai eravamo al collasso sia da un punto di vista degli spazi che da un punto di vista delle risorse, e quindi ogni soluzione che porta a un alleggerimento, un allentamento di questa pressione sui nostri territori, sui comuni e sui sindaci, io credo che debba essere quantomeno valutata con ottimismo e con positività. Dopo devono esserci però le condizioni, e io non sono in grado oggi di dirvi se le condizioni che verranno messe in campo sono quelle ottimali, perché non conosco nel dettaglio questa progettualità, però di certo dà una risposta a quello che era un problema che ci ha visto discutere tutti fino a qualche settimana fa. Ecco, dalle questioni internazionali a quelle nazionali e regionali, il disegno di legge sull'autonomia ha compiuto un nuovo passo in avanti questa mattina in commissione bicamerale. C'è da crederci ancora? Ovviamente queste sono battaglie epocali importanti che devono vederci tutti convinti, soprattutto in un periodo caratterizzato da grandi difficoltà finanziarie. Quindi l'autonomia oggi più che mai
è una soluzione, così come il federalismo, e quindi io invito tutti i nostri parlamentari a crederci fino in fondo. Ultimissima battuta, tassa di soggiorno. Oggi lei comunicherà fra poco un aumento sostanzialmente della tassa di soggiorno, un raddoppio. Sì, diciamo che prima avevamo un livello di tassazione davvero molto basso, eravamo al minimo storico, le tariffe non sono mai state adeguate nel tempo. Treviso ha fatto un salto di qualità importante da un punto di vista turistico, da un punto di vista della programmazione culturale, sportiva, dal cicloturismo. Per stare ovviamente al passo con i livelli che vogliamo garantire di accoglienza e di promozione del territorio, abbiamo deciso di alzare un pochino questa tassa di soggiorno, che ci consente di avere delle risorse che consentono quindi di garantire un'adeguata accoglienza e soprattutto un'adeguata promozione del territorio. In tempi tra l'altro che continuano ad essere appunto di tagli lineari per gli enti locali, ma questo è un altro discorso, l'abbiamo già affrontato nei giorni scorsi. Per il momento da Casugana è tutto. Marta, con Alberto Pivetta ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Arboit e al sindaco di Treviso Mario Conte. Noi ora torniamo a parlare di maltempo, il maltempo che nelle scorse giornate ha interessato la nostra regione, provocando, l'abbiamo sentito ieri, secondo quella che è la stima della regione, danni per circa 600 milioni di euro. E nonostante sia tornato il sole, in alcune aree del Veneto permane l'allerta arancione in alcuni bacini scolanti, ma anche nell'area pedemontana continuano a verificarsi smottamenti e frane a causa del terreno zuppo d'acqua. Proprio per questo ci colleghiamo con Marostica, dove abbiamo la nostra Monica Smiderle per un nuovo smottamento. Buongiorno Monica. Buongiorno a te Marta, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Siamo, come dicevi, a Marostica, con me c'è il sindaco Matteo Mozzo, perché dopo il maltempo dei giorni scorsi ci sono ancora smottamenti, ancora frane nella parte collinare del territorio comunale di Marostica. Sicuramente un territorio bellissimo ma molto fragile, che paga un conto piuttosto alto appunto dal punto di vista della fragilità. Sindaco. Sì, buongiorno allo studio e buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, in questi giorni stiamo ancora facendo la conta dei danni dell'ultima ondata di maltempo. Succede sempre così dopo gli eventi atmosferici che hanno delle portate importanti come caduta di millimetri sul territorio. Sono dei piccoli o medi smottamenti che portano ruscellamento a valle di materiale anche pesante, oltre che cipaie e tronchi sulle sedi stradali, e questo possono provocare anche numerosi pericoli per l'utenza. Qui siamo in via Costa Curta, tra le frazioni di Vallonara e San Luca. Vedete alle mie spalle appunto lo smottamento del terreno. Siamo in una strada piuttosto pendente e c'è stato anche il rotolamento di sassi di una certa entità. Sindaco, che cosa è successo? Sì, qui siamo stati avvisati dal privato del problema, siamo intervenuti subito con gli operai comunali e con l'ufficio tecnico per bloccare alcuni massi da svariati chili che avevano cominciato a rotolare sulla carreggiata stradale. Purtroppo quando succedono queste emergenze sono sempre in aree dove c'è poco campo, tendenzialmente di notte o la sera tardi, e questo può provocare pericoli, perché quando ci si vede arrivare un masso che rotola, fosse anche di soli 10 kg per una lunghezza di 100-200 metri che prende velocità, potete capire che i danni che si creano ai mezzi o anche alle persone possono essere importanti. Fortunatamente in questo caso, va detto subito Marta, non ci sono stati feriti, non c'è stato il coinvolgimento di mezzi, ma la strada in questo momento è chiusa perché comunque va verificata la situazione della collina. Sì, in questo momento la strada è chiusa, sempre a scopo preventivo. Viene naturalmente fatta l'ordinanza e di conseguenza abbiamo proceduto dalla mattina di ieri fino a questa mattina con l'asportazione del materiale che era in bilico. Ora aspettiamo che si asciughi un po', verranno fatte le verifiche e poi vedremo se riaprire la strada, naturalmente senza il New Jersey che vedete alle mie spalle, che comunque lasceremo in questo momento per vedere che non rotoli un altro materiale a valle. Si diceva un territorio collinare fragile che va sicuramente manutentato, anche per questo
sono partiti i lavori di pulizia delle caditoie. Sindaco. Sì, è un'operazione che facciamo ciclicamente. I territori collinari hanno bisogno di una maggiore attenzione rispetto alle aree di pianura, perché noi oltre all'acqua naturalmente portiamo dietro anche il fango e le rammaglie durante gli eventi atmosferici importanti. Le rete scolari secondarie dei comuni che hanno le fasce pedemontane risalgono ai primi anni del dopoguerra, o alcune sono anche più vecchie, e purtroppo in molti casi sono state abbandonate. In alcuni casi le amministrazioni comunali non sanno nemmeno che ci sono. Noi nel 2018, con un'importante pulizia avviata con gli operai e ditte specializzate, abbiamo scoperto delle caditoie presenti al lato stradale sotto anche 60 cm di terra, e questo poi cosa comporta negli anni col cambio del personale, il turnover, che non ci sia più la memoria storica che sa di la presenza di queste. Quindi stiamo cercando ogni anno di mantenere la pulizia e la corretta manutenzione proprio per garantire la sicurezza e la serenità di tutti. E comunque, sindaco, rimangono osservate speciali sicuramente le colline di Marostica. Io ringrazio il sindaco Matteo Mozzo e restituisco la linea allo studio. Grazie a Monica Smiderle da Marostica per questo collegamento con il sindaco Mozzo, ma è in tutta la fascia pedemontana che si stanno contando i danni provocati dall'ondata di maltempo, danni che sono concentrati soprattutto sulle strade, sulla rete viaria a causa appunto di frane e smottamenti. 500.000 euro i danni stimati nella provincia di Treviso. Sentiamo il presidente Stefano Marcon. La stima dei danni sulle nostre proprietà, chiamiamole così, è di circa 500.000 euro, è una stima prudente. La fascia pedemontana, il quartier del Piave e l'area ai piedi del Cansiglio sono le zone della Marca dove il maltempo dei giorni scorsi ha causato i danni maggiori, prevalentemente per frane ed erosioni di sponde, come sulla provinciale 152 tra Farò e Rolle e tra Valdobbiadene e Miane, la 36 sempre a Valdobbiadene e la 151 a Sarmede. Noi siamo intervenuti oggi con risorse nostre per mettere in sicurezza questi tratti stradali, alcuni lavori sono ancora in corso e avremo bisogno delle risorse appunto per andare a ripristinare così come erano prima quelle strade. Servono risorse, ma la nuova legge di bilancio preannuncia tagli per province e comuni, questa è la stima per il Sant'Artemio. Circa 1 milione di quei 50 milioni che chiamano le province concorrere al risanamento del bilancio dello Stato, per la provincia di Treviso inciderà per circa 1 milione, che ricordo si somma a quel gap che noi già paghiamo, perché noi oggi riceviamo 10 milioni in meno rispetto a quel che diamo allo Stato centrale e quindi torniamo indietro di molto tempo. Un taglio di risorse pericoloso, rincara Marcon. Perché va ad inficiare la manutenzione ordinaria, che poi diventa straordinaria e aumenta oltre che i costi anche i rischi. Ed sarà lutto cittadino domani in occasione della giornata dei funerali di Walter Locartello, che verranno celebrati appunto domani alle 15 a Puos dal Pago. Il vigile del fuoco tragicamente scomparso la sera del 2 novembre, inghiottito dal canale Riu a pochi chilometri dal lago di Santa Croce. L'ha deciso la giunta comunale appunto di Alpago ieri pomeriggio. Nel frattempo online è scattata una raccolta fondi per sostenere il figlioletto di Walter, nato appena 2 mesi fa. La piattaforma è quella di GoFundMe e la raccolta fondi è stata lanciata lunedì sera da Maurizio Torri, amico fraterno di Walter Locatello, il vigile del fuoco di 44 anni, annegato nel canale Riu in Alpago la sera del 2 novembre scorso nel clou dell'emergenza maltempo che ha investito la provincia di Belluno. Walter, si legge nella descrizione della sottoscrizione popolare, era diventato papà di Martino da soli 2 mesi dopo lunghi anni di intenso desiderio di paternità. E Martino è un bimbo bellissimo che regala a chiunque profondi sorrisi ed espressioni che ricordano tanto il suo papà.
La scomparsa prematura di Walter Locatello, vigile del fuoco in prima linea in scenari d'emergenza come la tempesta Vaia, il terremoto dell'Aquila e l'alluvione in Emilia-Romagna, ha lasciato attonita un'intera comunità che oggi gli vuole essere riconoscente con una raccolta fondi attivata per dare un aiuto concreto al suo bambino, affinché possano essere lenite le preoccupazioni legate alla sua crescita e alla sua formazione, e per sostenere Sibile, la giovane madre che ora affronta una situazione difficile non solo dal punto di vista emotivo ma anche economico. Nel giro di poche ore sono state numerose le donazioni che possono essere effettuate tramite bonifico bancario alle coordinate indicate nel sito di GoFundMe. Ogni centesimo raccolto, spiega l'amico fraterno, verrà devoluto interamente a Sibile perché possa continuare il progetto condiviso con Walter per la crescita del loro bambino. In queste ore è stata decisa la data dei funerali che saranno celebrati giovedì 9 alle 15 nella chiesa arcipretale di Puos. Per quel giorno, come disposto oggi pomeriggio dalla Giunta Comunale di Alpago, in tutto il comune sarà proclamato il lutto cittadino. Cambiamo argomento, ora andiamo a Padova dove stanno entrando nel vivo le operazioni per realizzare le 2 linee del tram, la grande opera di viabilità green della regione. Per tutte le novità ci colleghiamo appunto con Padova dove c'è la nostra Valentina Visentin con Cristian Rocche Allende. A te Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno, è una delle opere di viabilità green più importanti di tutta la nostra regione, le 2 linee del tram di Padova, le 2 nuove linee del tram di Padova, volute fortemente dall'amministrazione comunale, entrano nel vivo i cantieri perché io mi trovo qui nel ponte di Volta Barozzo. Oggi è stato annunciato che la settimana prossima inizierà il cantiere nel punto proprio dove mi trovo io per realizzare il secondo ponte sul canale Scaricatore, quello dove dovrà passare la seconda linea del tram che unirà il quartiere di Volta Barozzo più periferico alla stazione, passando per punti molto trafficati della città come la zona degli ospedali. E dunque ci sarà questo nuovo ponte completamente in acciaio simile a quello che vedete alle mie spalle, dove continuerà invece la viabilità di auto e pullman. Verrà agganciato qui all'argine e non al fiume, quindi sarà di poco più lungo rispetto all'attuale che vedete. Lo affiancherà, verranno realizzate anche 2 piste ciclabili di 3 metri dove potranno appunto passare pedoni e biciclette. I lavori, come dicevamo, questa mattina l'assessore Ragona ha annunciato che partiranno la settimana prossima, ma sentiamo dalle sue parole quali sono le indicazioni per quanto riguarda la viabilità del quartiere che verrà ovviamente interessata dai lavori. Assessore, parlando del ponte sullo Scaricatore, parliamo di una delle opere più importanti sicuramente a sostegno della linea 3 del tram. Che novità ci sono? Sì, esattamente, una delle più importanti non solo per la linea del tram, perché il ponte sarà dotato anche di una nuova pista ciclopedonale che andrà a risolvere un problema che è quello della strettoia del passaggio ciclopedonale del ponte di Volta Barozzo, anzi pedonale perché non avrebbe neanche le misure per le biciclette. È sicuramente l'opera probabilmente insieme al capolinea più importante per quanto riguarda la linea stazione Volta Barozzo. I lavori dureranno 1 anno, si tratta di un ponte nuovo che sarà anche in seguito alle nuove normative per i ponti simile a quello attuale ma più grande. Ci sarà quindi 1 anno di lavoro, però credo che poi con annessi ovviamente disagi sarà un vantaggio per tutta la città. Disagi in che senso? Sostanzialmente verranno chiuse le 2 strade arginali e quindi per le automobili bisognerà trovare, lo indicheremo sia mediaticamente che anche in strada, una nuova viabilità, mentre per i passaggi ciclopedonali apriremo 2 nuovi passaggi, uno è quasi pronto, l'altro sarà pronto a breve per avere appunto delle altre arterie per le biciclette e per i pedoni. Quando si partirà? I lavori partiranno diciamo da fine settimana per poi andare alle vere chiusure nella prossima settimana. E le strade arginali a cui faceva riferimento l'assessore Aragona, una è quella dove mi trovo io adesso, l'altra è quella che il collega Cristian Rocche Allende ci sta inquadrando in questo momento. Sono spesso utilizzate dalle auto per
evitare di attraversare il quartiere di Volta Barozzo. Dunque queste sono le novità per quanto riguarda la SIR 3, ovvero la seconda linea del tram, la SIR 2, ovvero la terza linea, c'è questo gioco che ormai vi spieghiamo da tempo, quella più lunga che unirà invece Vigonza, Padova e Rubano e che verrà realizzata entro il 2026 con i fondi per PNRR. Per questa terza linea invece stanno per partire gli espropri, sono già iniziati nei giorni scorsi, i primi 17 espropri dei 450 previsti, costerà un'opera, questi espropri costeranno, la spesa per Palazzo Moroni è di circa 1 milione di euro per assicurarsi tutti i terreni dove verrà poi realizzata questa linea che è la più lunga, 18 chilometri circa di tram, che unirà questa volta quindi non solo i quartieri della città ma anche i 2 comuni della cintura urbana, Vigonza e Rubano. Dunque un'opera che entra nel vivo, nel pieno con i cantieri, perché tutto deve essere pronto entro il 2026, perché sono opere che vengono realizzate con i fondi PNRR. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin per questo collegamento. Noi ora proseguiamo con la cronaca, andiamo nel Trevigiano, a Breda di Piave, dove un uomo è stato aggredito dai ladri che erano entrati nella sua abitazione. Siamo arrivati a casa dal lavoro, il mio ragazzo era già dentro e praticamente era in garage, è andato in bagno, sentiva dei rumori e praticamente quando è entrato in salotto si è visto 2 persone che l'hanno aggredito, ha cercato di difendersi ma l'hanno buttato per terra, hanno cominciato a tirargli un po' di calci, lui si è difeso, insomma li ha mandati fuori c'era una terza persona che faceva il palo e poi sono scappati in mezzo ai campi. Sono sequenze violente quanto drammatiche quelle vissute da una giovane coppia di Breda di Piave, Simona e Mirko. Entrambi, ancora sotto shock, preferiscono non mostrarsi in volto. L'incubo poco dopo le 6 di sera in via Marche a Pero, una strada tra i campi fatta di cortili e villette. Qui i ladri non si sono fatti scrupoli, colpendo il padrone di casa ripetutamente. L'uomo ha tentato di difendersi. Gli hanno tirato un po' di pugni di calci, ma erano tutti incappucciati, dalla parlata sembravano stranieri, non hanno detto molto, però sì, non è riuscito a riconoscere ovviamente. Che tipo di accento? Sembravano africani, sì, comunque con la pelle scura, lui ha visto un po' di pelle, sembrava pelle scura. Sul posto arrivano i carabinieri, un alert specifico viene pubblicato anche sulla pagina social Furti in corso. Alla fine a sparire è una colanina che si trovava nella camera da letto messa a soqquadro. L'uomo ha riportato delle lesioni superficiali. Scosso, adesso comunque è pieno di botte e poteva andare peggio, per carità. Tanta paura sicuramente, perché non siamo tranquilli, infatti questa notte l'abbiamo passata in bianco. Insomma, speriamo che non succeda più. Eppure è già successo, per questo, se possibile, il senso di insicurezza è ancora più profondo. A giugno di 2 anni fa, era di notte, sono entrati, hanno messo sul quadro la cucina e noi eravamo di sopra che dormivamo. Quindi eravate in casa anche all'epoca? Esatto. Quindi speriamo non si ripeta più. E dopo questo episodio a Breda c'è apprensione, il sindaco promette ulteriori controlli e l'attivazione appunto del controllo del vicinato. Nel frattempo l'associazione Furti in corso si appella al ministro Nordio. No, guarda, c'è una disperazione, veramente una disperazione. Io tante volte ho paura perché sono convinta magari di aver chiuso il cancello, la porta, e tante volte mi trovo il cancello aperto al mattino. Molto probabilmente cercano di entrare. Ho preso 2 cuccioli di cane che avvertono se c'è qualcosa che non va. Furti ne ho subiti 2 e quindi mi sono attrezzato. A Breda, come in buona parte della Marca, furti e tentati furti continuano. Stavolta però ci sono elementi che alzano il livello di preoccupazione. E sembra che non sia la classica banda dell'est che si occupa di questa situazione, ma sia una banda di nordafricani. E questo è da sottolineare, perché purtroppo hanno un modus operandi completamente differente, quindi non si fanno molti scrupoli di alzare le mani verso le persone che trovano dentro. L'unica soluzione per Demma sta nell'inasprimento delle pene, da qui il nuovo appello al ministro Nordio.
altrimenti siamo a livelli veramente di giustizia fai da te. Io lo sento tutti i giorni nei miei social che la gente inizia veramente a pensare, a voler fare giustizia fai da te, visto che la giustizia in questo campo sembra non ci sia. Altro fronte, quello dei controlli. Qualche pattuglia in più, probabilmente in orari diversi, soprattutto negli orari in cui si sa che queste persone agiscono. Quello. Se non c'è il personale per fare i controlli, quello è il problema. Dal canto suo il Comune preme l'acceleratore sull'avvio del controllo di vicinato, si cercherà anche di rafforzare il pattugliamento con la polizia locale. Segnalate naturalmente immediatamente qualsiasi cosa possa essere sospetta, chi ha impianti di allarme, anche se deve uscire per 5 minuti e andare a prendere il pane, lo attivi assolutamente, non ci perdiamo, non sorvoliamo su queste cose. Io faccio di tutto per rimanere tranquilla, avendo più fiducia in qualcosa di più grande, però alla fine non siamo per niente sicuri perché c'è di tutto e di più. E da Breda a Conegliano, dove un altro colpo è stato messo a segno in zona Parco Rocca. Domenica scorsa ho letto che anche dal notaio Sciogli sono entrati e questo sabato sono entrati qua a casa mia. Non hanno pace i residenti di Parco Rocca, quartiere residenziale di Conegliano, colpito di nuovo dai ladri. Questa volta il raid è avvenuto presso l'abitazione di Stefano Sperandio, titolare di una tabaccheria in via Caronelli e vicepresidente dell'associazione di commercianti Conegliano in Cima. I malviventi, mentre si trovava in negozio, sono entrati nella sua casa poco lontano, in viale Gorizia. Mi hanno messo sotto sopra la casa, non hanno trovato nulla, hanno avuto poco tempo, non ho neanche nulla perché già 5-6 anni fa mi hanno venuti a trovare. Era rammarico di trovare tutto sotto sopra, ovviamente ti violano la propria casa e quello non è piacevole. Entrati da una finestra sul retro hanno trovato davanti a loro Bruno, un pitbull di 10 mesi che hanno rinchiuso in una stanza nel corridoio. È un cucciolotto di 10 mesi, quindi sicuramente non hanno preso paura del cane, ecco, gli avrà scodizzolato. Sono stati più i danni che quello che hanno portato via, ci ha detto Sperandio. Sono riusciti a prendersi solo un orologio di poco conto. Resta il fatto che ti violano la propria privacy, cioè io ho trovato a camera mia sottosopra tutti i cassetti svuotati, i braccialetti, le vecchie carte di credito, cioè cose che non hanno nessun valore per l'amor di Dio, però rompe le scatole. Sono entrato in camera di mio figlio nel bagno, non ho baltato, ho aperto gli stipiti del salotto. A Godega, San Fior, tante le case derubate negli ultimi giorni. A Conegliano invece questo raid è stato compiuto con ogni probabilità dalla stessa banda che ha rubato nell'abitazione del notaio Giuseppe Scioli, dove hanno portato via una cassaforte. L'altra volta stesse dinamiche, entrati dalla stessa finestra, l'altra volta si sono fatti 4 case, tutte qua attorno, quindi penso che il modus operandi sia molto simile. Ed ora un'altra notizia di cronaca che ci arriva dalla Lombardia, ma riguarda anche il Veneto, il Trevigiano, in particolare la notizia di abusi su minori, tra le vittime appunto anche dei ragazzini della provincia di Treviso. Adescavano minori sia per produrre materiale pedopornografico sia per costringerli o convincerli ad atti sessuali con 2 adulti. Per questo sono stati arrestati 2 giovani, un italiano e un ecuadoregno, rispettivamente residenti in provincia di Cremona e Monza Brianza. Le indagini hanno permesso di identificare 10 vittime tra le province di Monza Brianza, Milano e Treviso. L'operazione, condotta dalla Polizia Postale di Milano e dalla sezione operativa dei Carabinieri di San Donato Milanese, è durata quasi un anno e si è conclusa alla fine dello scorso settembre. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Siamo alla pagina della cronaca giudiziaria. Consegna la figlia 12enne al compagno per soddisfare le sue voglie. Una donna di 41 anni è stata condannata per violenza sessuale in tribunale a Treviso. La procura aveva chiesto 6 anni e 8 mesi di reclusione. Alla fine il verdetto del giudice di Treviso, al termine del rito abbreviato, ha fissato la pena a 4 anni e 6 mesi. Finirà quindi dietro le sbarre la 41enne trevigiana accusata di violenza sessuale nei confronti della figlia minorenne, ceduta di fatto al compagno per squalli di giochi erotici. È l'estate del 2019 quando la donna costringe la figlioletta, all'epoca dei fatti 12enne, a intrattenere dei rapporti intimi con l'uomo, un calabrese, a sua volta a processo per violenza
violenza sessuale e in attesa di giudizio. Sullo sfondo un clima torbido. L'uomo, un cinquantenne, aveva sviluppato nei confronti della figlia della compagna una vera e propria ossessione, non solo non ostacolata ma a un certo punto incentivata dalla madre, che in una occasione in particolare aveva fatto vestire la ragazzina con abiti succinti, invitandola a entrare in camera da letto. Gli atti sessuali subiti sono stati poi raccontati dalla stessa vittima a un coetaneo e poi alla fidanzata del padre. Teatro dell'abuso la casa del Trevigiano e quella delle vacanze nel Bellunese. Ma non finisce qui. La madre ora rischia l'incriminazione anche per diffusione di materiale pedopornografico. Non si sarebbe fatta remore a scattare foto proibite alla figlia, che in udienza avrebbe ricordato il sorriso definito da Joker della madre. E nuovi guai giudiziari per un giovane tunisino accusato di violenza da 8 donne. Si aggrava il quadro giudiziario per un ventenne tunisino accusato di violenza sessuale nei confronti di 7 ragazze, tutti episodi che sarebbero avvenuti nella zona della stazione di Padova. Per questi fatti il giudice ha dato il via libera alla richiesta dell'avvocato difensore di rito abbreviato per il ventenne, che si trova in carcere prima a Padova e ora a Belluno da giugno. Il processo si celebrerà il 5 dicembre e in caso di condanna ci sarà lo sconto di 1/3 della pena, ma ora si starebbero per aggiungere altre 2 denunce, portando il totale a 10 denunce da parte di altre 2 donne per violenze avvenute sempre nella stessa zona, tanto che il giovane ormai è soprannominato il maniaco della stazione. Ulteriori denunce che darebbero vita a un processo da tenersi a parte, la cui data è ancora da stabilire, e una delle 2 ragazze all'epoca dei fatti sarebbe stata minorenne, 17enne per la precisione. Quando il tunisino è stato arrestato per spaccio a maggio, in base alla descrizione si è capito che poteva trattarsi proprio del maniaco della stazione e l'inchiesta così è ripartita. E a Vicenza, ora, dove i carabinieri hanno arrestato un cittadino marocchino, deve scontare una pena di 3 mesi. Arrestato dai carabinieri di Vicenza un cittadino marocchino di 41 anni senza fissa dimora, in esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Vicenza su richiesta della locale procura. L'uomo, riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza commesso a Vicenza nel giugno del 2017, doveva scontare la pena di 3 mesi. L'uomo è stato rintracciato nel corso di un controllo del territorio in un esercizio pubblico in strada Padana verso Padova. Rintracciato e arrestato, è stato accompagnato in carcere al San Pio X. E torniamo a Pieve di Soligo, ora, dove monta la rabbia della comunità dopo le scuse dell'assassino di Adriano Armelin e la richiesta di accedere alla procedura di giustizia riparativa che potrebbe portare ad uno sconto di pena. No, perché è stato troppo un omicidio violento. Suscitano un mare di polemiche le scuse di Mohamed Bouamaran, il 36enne marocchino che uccise barbaramente il 25 marzo dell'anno scorso Adriano Armelin all'interno della sua abitazione in via Schiratti. Dopo aver legato l'ex elettrauto, il marocchino lo aveva massacrato con 29 colpi utilizzando degli oggetti contundenti. Scappato con addosso il sangue della vittima, era stato visto da un vicino e poi arrestato. Ucciso per pochi spiccioli. Adesso Mohamed Bouamaran dice di essere pentito. Chiedo scusa per quello che ho fatto, mi dispiace tanto, vorrei incontrare i parenti di Armelin. Ha fatto sapere tramite l'avvocato Filippo Viggiano quando ieri mattina è iniziato il processo in Corte d'Assise a Treviso. L'avvocato ha chiesto in aula un percorso di giustizia riparativa per il 36enne. È una novità della riforma Cartabia, che prevede, se accolta, uno sconto fino a 1/3 della pena. Ipotesi che ha creato un mare di indignazione e rabbia a Pieve di Soligo, a cominciare dal primo cittadino Stefano Soldan. Credo che maturare la consapevolezza dell'atto che questa persona ha compiuto, un atto così cruento, violento, sia naturale, anzi sia doveroso da parte di questa persona. Io credo che per le modalità, per quello che noi abbiamo appreso nel corso di questi anni dalle indagini, non ci possa essere l'applicazione della legge Cartabia. Non è diverso il pensiero di molti cittadini. L'assassino ha combinato un delitto troppo brutto, troppo violento. Per me uno così deve prendere minimo l'ergastolo. Torniamo a Vicenza, ritirata una patente di guida albanese ad un cittadino residente in Italia da anni. Per continuare a guidare dovrà conseguire la patente italiana.
Durante i controlli della Guardia di Finanza a Lonigo è stato fermato un giovane albanese residente in Emilia-Romagna al volante di una vettura con la patente straniera in corso di validità, ma non più utilizzabile nel territorio italiano secondo le vigenti disposizioni del Codice della strada, in base alle quali, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, il documento deve essere convertito nel modello italiano. La patente albanese è stata ritirata e il giovane è stato sanzionato. Per continuare a guidare dovrà conseguire la patente italiana. E contrasto all'immigrazione clandestina, un pregiudicato è stato espulso e rimpatriato in seguito a Campomarzo perché sospettato di essere in possesso di droga è stato fermato dagli agenti della polizia di Vicenza. 25enne tunisino espulso e scortato al centro di permanenza per i rimpatri di Potenza. L'uomo, mentre si trovava a Campomarzo, alla vista di una pattuglia della Polizia di Stato, ha tentato la fuga e dopo l'inseguimento, perché sospettato di avere con sé della sostanza stupefacente, è stato fermato dagli agenti. L'uomo, solito vivere di espedienti e frequentare i parchi pubblici di Vicenza e Padova, è stato individuato come clandestino, in passato già colpito da un decreto di espulsione. Da qui la decisione del questore Paolo Sartori di farlo scortare al centro permanenza rimpatri, dove il 14 novembre verrà imbarcato su un volo diretto a Tunisi. 84enne cade in casa e rimane a terra per 18 ore prima di essere salvata dalla polizia locale. È accaduto a Castelcucco nel Trevigiano. L'anziana scivolata mentre stava per andare a dormire, non riusciva più a rialzarsi e a raggiungere il telefono per chiedere aiuto. Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati gli agenti della polizia locale a mezzogiorno del giorno successivo, allertati dagli operatori dei servizi sociali che portavano il pasto a domicilio all'anziana. I due vigili che passavano appunto di là hanno notato uno scuro aperto e hanno quindi rotto il vetro della finestra e sono entrati in casa trovando l'84enne a terra, cosciente ma in stato confusionale. Dopo l'arrivo dei soccorsi la donna è stata trasportata all'ospedale di Castelfranco. E torniamo ancora a parlare della tragedia della bimba di appena 5 mesi di Teolo, morta a causa della meningite. Per questa forma di meningite, specifica l'ULSS 6 Euganea, non serve la profilassi. Sentiamo che cosa ci ha detto l'ufficio igiene appunto dell'azienda sanitaria. Prima la febbre e la tosse, un quadro clinico che è peggiorato in poche ore. A provocare la morte della piccola di 5 mesi di Teolo è una forma di meningite batterica. È una meningite da pneumococco, nel senso che le meningite batteriche sono dovute a tanti batteri. Quella che normalmente noi pensiamo è la meningite da meningococco, che mette in atto tutta una serie di azioni di profilassi. Questa di questa bambina è una meningite da pneumococco, che è stata effettivamente fulminante, ma sappiamo che può succedere, tanto è vero che questo tipo di malattia, per questo tipo di malattia è offerta la vaccinazione che noi facciamo ai bambini piccoli come questa bambina, ma poi la proponiamo anche ai 65 anni, perché le categorie a rischio sono proprio i bambini molto piccoli e le persone che hanno qualche malattia e gli anziani. Il ciclo di vaccinazione prevede 3 richiami da effettuare entro il primo anno di vita di un bambino, come spiega la dottoressa Lorena Gottardello dell'ufficio igiene dell'USL Euganea. Questa bambina in realtà è stata vaccinata con 2 dosi, era troppo piccola, aveva solo 5 mesi. Il ciclo vaccinale è di 3 dosi e si conclude all'anno di vita con la terza dose. Per sua sfortuna ne aveva fatto soltanto 2, però c'è anche da dire che non sappiamo in realtà il ceppo che ha provocato la malattia, nel senso che di pneumococco ne abbiamo più di 100 per dire. Per questa forma di meningite da pneumococco non è prevista la profilassi. Non essendo una meningite da meningococco, per la quale invece è prevista la profilassi, questa è da pneumococco, quindi normalmente non si fa niente né nei contatti, né i familiari o le persone che comunque sono venute a contatto con la bambina. Una coppia vicentina potrà ottenere l'iscrizione all'anagrafe di una bimba frutto di una maternità surrogata in Ucraina. Il Tribunale di Vicenza ha riconosciuto il legame biologico con il padre.
Il Tribunale di Vicenza ha riconosciuto la paternità biologica di una bimba apolide nata in Ucraina 4 anni fa. Una coppia vicentina aveva ricorso ad una maternità surrogata per cui il padre aveva richiesto il riconoscimento biologico. Con la moglie aveva portato in Italia la neonata dopo il parto, ma il Comune di Vicenza non aveva trascritto l'atto di nascita, impedendo così alla bimba di accedere ai servizi normalmente previsti. La coppia aveva presentato ricorso al Tribunale e alla Corte d'Appello di Venezia, entrambi però respinti. Per ottenere finalmente l'adozione semplificata della bimba, ora possibile, era fondamentale che venisse riconosciuto dal Tribunale il legame con il padre naturale. Senza patente e senza revisione allo scooter, guai per un 22enne di Resana. Dalla Castellana a Padova in scooter e con una scacciacani. Guai per un 22enne residente a Resana nel Trevigiano. Il ragazzo era stato notato dai carabinieri che transitavano in via Montà, impegnato ad avviare uno scooter. Appena i militari dell'Arma si sono avvicinati, ha mostrato subito un atteggiamento agitato. Da un primo controllo è emerso che il mezzo era intestato alla madre del 22enne e che era privo di revisione. I carabinieri hanno inoltre scoperto che il giovane era senza patente in quanto era risultato positivo alle analisi tossicologiche e denunciato per guida in stato di alterazione psicofisica dopo un incidente nel novembre del 2022, sempre a Resana. Il 22enne è stato poi perquisito ed è spuntata anche una pistola scacciacani carica priva di tappo rosso. Era la perfetta riproduzione di una Beretta modello 92 in uso alle forze dell'ordine e di proprietà del padre del giovane. L'arma è stata sequestrata, il 22enne denunciato per il reato di porto d'armi ed oggetti atti ad offendere e sanzionato inoltre per guida senza patente. Lo scooter è stato confiscato. 20.000 firme per dire basta ai tagli alla salute agli enti locali sono state depositate ieri dalla funzione pubblica della CGIL nella sede della Giunta regionale a Venezia. In particolare per quanto riguarda la sanità, la situazione è definita dal sindacato al collasso. La carenza di personale è ormai cronica, in tutti i settori pubblici, comprese le funzioni centrali. Negli ospedali abbiamo bisogno di medici, di infermieri, di OS, di personale sanitario nel suo insieme, di personale tecnico e di stessi amministrativi. Oggi quantificare il numero necessario è veramente difficile, noi diciamo almeno 5.000 persone nel comparto e 3.000 nell'ambito dei medici. Non c'è solo quello che viene definito il tracollo della sanità al centro della protesta della funzione pubblica della CGIL del Veneto, ma certo si tratta di uno dei settori più critici, di quelli dati più vicini al collasso. Il sindacato dice basta ai tagli alla salute e agli enti locali. Sono le 10:30 quando gli scatoloni che contengono 20.000 firme raccolte in Veneto lasciano Campo San Tomé e imboccano le calli verso Palazzo Balbi, sede della giunta regionale, dove sono consegnate agli assessori Calzavara e Lanzarin. Ad aprile abbiamo iniziato una raccolta firme per chiedere un piano straordinario di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni. Nell'arco di 10 anni abbiamo perso 6.000 lavoratori negli enti locali, abbiamo perso 3.500 lavoratori negli enti territoriali dello Stato, INPS, INAIL, ispettorati del lavoro. Le crisi economiche del 2008, del Covid e delle guerre attuali le stanno pagando i lavoratori e i cittadini, sostiene la CGIL, che chiede alla Regione Veneto di procedere subito con le assunzioni di chi sta in graduatoria in sanità e di farsi portavoce in sede di conferenza Stato-Regioni di un cambio della legge di stabilità 2024. Soprattutto i comuni più piccoli non riescono più a garantire i servizi alla cittadinanza, proviamo a pensare tutto il tema dell'assistenza sociale, tutto il tema anche dell'affiancamento alle persone più fragili. Tutto questo diventa sempre più difficile, sempre più complicato, quindi sbloccare le assunzioni è un tema importantissimo. Il 17 novembre sarà sciopero generale delle funzioni pubbliche di CGIL e UIL. Il 24 ci sarà lo sciopero di tutti i lavoratori, ma la mobilitazione non si fermerà finché non ci sarà una risposta dalla Regione e dal Governo. Ed ora la politica, il sindaco di Noventa Padovana Nicola Cannistrari, il vice sindaco, scusate, tirato in ballo dalla polemica per le frasi del sindaco Bano sul 4 novembre, parla della maggioranza e smentisce le voci di
crisi. Lo ha intervistato il collega della redazione di Padova, Francesco Ratai. Siamo tornati a Noventa Padovana dopo le polemiche legate al discorso che il sindaco del comune della cintura padovana ha fatto il 4 novembre. Con me c'è il vice sindaco Nicola Cannistracci, che è stato chiamato in causa dalle opposizioni, perché l'avete sentito anche nel nostro racconto, nei nostri servizi, le opposizioni chiedono alle altre componenti della maggioranza che guida il comune padovano che cosa ne pensano del discorso, se sono completamente d'accordo con quello che ha detto il sindaco Bano. Appunto, siamo qua con Nicola Cannistracci e lo chiediamo a lui. Voi che siete esponenti di Fratelli d'Italia, un partito che fa dell'unità nazionale uno dei suoi valori fondanti, cosa ne pensa del discorso che il sindaco Bano ha fatto il 4 novembre? Buongiorno a tutti. Ormai ritengo opportuno che il consigliere Bisatto debba mettersi un po' il cuore in pace dopo 2 anni di amministrazione Bano. Siamo una squadra molto legata, una squadra forte, arriviamo da 3 correnti politiche diverse che attualmente governano l'Italia, il sindaco della Lega, io di Fratelli d'Italia, gli altri componenti di Forza Italia, e sicuramente queste qua non sono discorsi che portano una non unitarietà all'interno della Giunta. Noi ci concentriamo sul lavoro del territorio, i cittadini ci hanno eletto per questo, quindi noi comunque continueremo nella nostra strada. Il consigliere Bisatto non sa dove attaccarsi perché comunque stiamo lavorando molto bene, i cittadini ci stanno rispondendo allo stesso modo e noi sicuramente continueremo verso questa strada. Quindi lei esclude totalmente una possibile crisi legata al discorso del 4 novembre? Assolutamente sì, il sindaco Bano ha chiesto a me all'epoca di entrare in squadra e sicuramente non vado a deluderlo per queste cose. Ma lei cosa ne pensa del discorso che ha fatto il sindaco? È un discorso che è stato frainteso totalmente dall'opposizione. Il sindaco si riferiva all'inizio del discorso per quanto stava parlando del Rinascimento, perché un ex consigliere comunale d'opposizione di maggioranza all'epoca ha, anziché leggere una poesia come da accordi con l'associazione combattenti e reduci, si è messo a fare un discorso più globale. Logicamente il sindaco non ci ha sentito e ha risposto a questa provocazione. Il sindaco ha fatto un discorso sull'unitarietà, sulla pace, sui 650.000 morti che ci sono stati e quindi avanti così. Ecco, questa è la posizione del vice sindaco Cannistracci, che mi sembra molto chiara e vuole mettere anche un punto alle polemiche legate al discorso del 4 novembre. Torniamo ora a parlare del fine vita. Stefano Geller, 51enne vicentino, autorizzato dall'ULSS 7 a procedere quando lo riterrà il suicidio assistito ed ora in prima linea nel chiedere l'approvazione di una legge regionale appunto sul fine vita con il comitato Liberi Subito. Bene, ieri sera è stato tra gli ospiti di Ring. Sentiamo un breve estratto della trasmissione. Possiamo ascoltare gli ammalati che vogliono vivere, però questa legge a loro non interessa perché possono continuare a vivere nella sofferenza per sempre. Questa legge deve pensare a chi non vuole più soffrire, perché riguarda solo loro. Chi vuole vivere continuerà a farlo finché vorrà. Ecco, queste dunque le parole di Stefano Geller. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità.
A tra poco. Eccoci, siamo nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali, un approfondimento ora dedicato ad una tematica di grande attualità in queste ore, ed è quella del Piave, delle alluvioni e della realizzazione ipotizzata di una cassa di espansione sulle Grave di Ciano nel comune di Crocetta del Montello. Per parlare di questo tema abbiamo quindi qui con noi in studio, e li ringrazio, la sindaca di Crocetta del Montello Marianella Tormena. Buongiorno. Grazie per essere con noi, e il sindaco di Salgareda Andrea Favaretto. Buongiorno sindaco. Allora, due comuni che si trovano uno a monte, l'altro a valle del Piave, e che come dire, vedono molto diversamente la situazione relativamente appunto alla realizzazione di questa cassa di espansione. La progettazione, lo sappiamo, è stata avviata dalla Regione del Veneto, ma c'è in ballo un ricorso che è stato al Tribunale Superiore delle Acque, che è stato appunto presentato dal comune di Crocetta assieme ad altri comuni dell'area a nord del Piave, sì, 8 comuni, giusto? E quindi diciamo si è un po' in stand-by, in attesa di quella che sarà la decisione del Tribunale. Il prossimo 6 dicembre l'udienza, molto probabilmente a gennaio si dovrebbe conoscere, per così dire, il verdetto. Prima però di iniziare la discussione vorrei farvi sentire le parole che ha pronunciato il presidente della regione Zaia proprio ieri nella conferenza stampa di bilancio di quelli che sono stati i danni del maltempo in Veneto con quest'ultima ondata appunto di maltempo. Sentiamo. Ci preoccupa il Piave. Il Piave è ancora un'asta idrografica che per noi è preoccupante, perché la piena storica non torna, e ormai sono anni che non arriva la piena storica. Probabilmente c'è stata la convaia, ma l'abbiamo contenuta, ma avevamo per fortuna fatto un sacco di lavori sugli argini, ma le pulizie del decreto del Piave stanno procedendo. Però attenzione che quello è un bacino idrografico che è molto osservato speciale, questo ve lo devo dire. Dopo lasceremo i tecnici decidere quali saranno le opere più strategiche da fare. E per quanto riguarda il nostro compito, noi stiamo andando avanti con le progettazioni, con tutto quello che bisogna fare, però vi dico che se c'è una parte del Veneto che ancora è nel nostro focus, fondamentale, che ancora è una priorità, è quella di questo grande fiume che è ridotto in alcuni mesi dell'anno a un torrente, a un rigagnolo, però avete visto che in 24-48 ore quanto si è ingrossato il Piave anche il 30 e 31 di ottobre. Ecco, allora c'è grande preoccupazione in regione proprio per il Piave. Sindaco Tormena, perché secondo voi queste casse d'espansione non si devono fare? Allora, non è una posizione preconcetta contro le casse di espansione, perché sono dei sistemi per contenere l'acqua di una piena e in genere funzionano, quindi non è quello il problema. Il problema è nel luogo in cui si trova, nella volumetria della cassa che viene proposta e nella tipologia di approccio che si è avuto. Nel senso, noi siamo andati al Tribunale Superiore delle Acque di Roma perché riteniamo che il metodo con cui è stata collocata la cassa, cioè a Ciano, non sia coerente con quella che era la pianificazione territoriale fino ad allora effettuata. Perché questo? Perché il PGRA, il piano di gestione del rischio alluvioni, vigente all'epoca, stabiliva come primo intervento un altro posto, che poi era Ponte di Piave, era un altro luogo. Poi c'era stato nel piano degli interventi di Zaia dopo l'alluvione del 2011 un piccolo riferimento dove si diceva una particolare attenzione va data a Ciano, e quella righetta è stata sufficiente probabilmente per collocare la cassa a Ciano. Questa è un po' l'informazione che abbiamo noi. Comunque per questo c'è un tribunale che deciderà qual è stato il percorso corretto, se il percorso è stato corretto, e lasciamo ai giudici valutare questa cosa. Noi abbiamo portato le nostre motivazioni, abbiamo ricostruito e abbiamo portato anche quelle che sono le valutazioni di quel luogo.
è un'area, è un'ansa. A un certo punto il Piave scendendo, teniamo conto che siamo all'inizio del primo cambio di pendenza del fiume Piave, quindi inizia ad abbassare la propria pendenza, porta con sé la massa più grossa dei sedimenti, si deposita proprio da noi, proprio nella nostra zona, e quando arriva giù dalle montagne incontra il Montello, ci gira attorno, nella curvatura ha creato un'ansa. Quella è l'ansa dove si pensa di andare a costruire la cassa, quindi si toglie al Piave la possibilità di muoversi come natura ha creato, lo si raddrizza, lo si butta in sinistra Piave, è il motivo per cui anche quei comuni ci hanno supportato in questo percorso, e oltretutto si fermerebbe acqua in un'area che è quella del Montello. Ricordiamo che in passato si era già fatta una valutazione analoga per la diga di Falzè, in un posto che è più carsico del Carso, dico sempre io, cioè il Montello sappiamo tutti che è un groviera, è un sistema molto fragile da questo punto di vista. Considerazioni su considerazioni fanno sì che quel posto sia veramente critico come collocazione per una cassa che è stabilita di 35-40 milioni di metri cubi d'acqua. Teniamo conto che le casse Caldogno, di cui si parla tanto, sono 3,8, è una proporzione veramente inusuale, un volume mastodontico per quella che è invece l'utilizzo normale. Qual è la particolarità di quel sito? Quel sito è l'unica cassa che andrebbe in alveo, cioè non andiamo a portare l'acqua fuori dal fiume in un'area agricola che sia bassa, eccetera, come sono le altre. No, sei dentro all'alveo, togli spazio all'alveo e stocchi l'acqua dentro nell'alveo del fiume. Ecco, quindi insomma voi non siete pregiudizialmente contrari alle casse di espansione, ma non li volete lì. Sindaco Favaretto. Beh, in realtà, guardi, do subito la mano alla sindaca, perché non è che non sono venuto qui per uccidere nessuno, assolutamente, però devo portare la dimostrazione che nel mio comune, come quello di Ponte di Piave, Cimadolmo, San Donà, Fossalta di Piave, Zenson, Mosile di Piave, Noventa, Mamotta di Livenza, Oderzo. Stiamo parlando di un territorio vastissimo. Solo il mio comune ha 27,5 km² di superficie, con 7.000 abitanti, ma non è solo questo. Ci sono fabbriche, aziende, ci mettiamo dentro anziani, giovani, vecchi, quello che volete, cioè c'è un territorio enorme e questo problema va risolto. Io personalmente ho vissuto nel 2018 il centimetro che mancava sull'ansa fra Salgareda e Noventa di Piave, ed ero presente io, Brugnaro, il responsabile della protezione civile, il sindaco di Noventa. Quella volta abbiamo fatto evacuare tutte le aziende del territorio. Ecco, dovremmo anche avere le immagini. Sì. Chiedo alla regia se ce le può far vedere, che sono quelle appunto dei livelli raggiunti durante la tempesta. In quel varia. periodo, tra l'altro, io ero non da solo, perché c'era il commissario a Ponte di Piave, perché il comune era commissariato, e quindi ho fatto chiudere l'argine del Piave per il transito delle macchine, ho chiesto all'industria. Noi abbiamo l'azienda 3B che ha 900 dipendenti, immaginatevi un flusso di operai che dovevano scappare, se era possibile fare questo. Ho chiesto all'azienda di chiudere l'azienda, di mandare a casa gli operai perché mi servivano nelle loro abitazioni, perché se l'acqua esondava dall'argine del Piave volevo vedere chi poi veniva in soccorso in quei momenti, e quindi avevo bisogno delle persone a casa e ho fatto transitare tutti i mezzi per il centro di Salgareda. Quindi abbiamo preso decisioni importanti su quel luogo. Ma torno indietro, non più tardi di pochi mesi fa, sono stato con la protezione civile a Sant'Agata sul Santerno a portare anche una raccolta fondi, e ho visto quel paese devastato. Quindi sotto gli occhi di tutti, anche recentemente, abbiamo quello che succede. Non ce l'ho col sindaco, però la prima riunione che abbiamo fatto dal prefetto, allora c'era ancora il prefetto Laganà, se si ricorda, e voi eravate contrari alle casse di espansione. Mi fa piacere che adesso cominciate a dire no,
si possono fare, si possono migliorare, le possiamo fare in modo più efficace, per carità. Io questo non entro, perché c'è secondo me un assessore e un responsabile di protezione civile, Giampaolo Bottacin, che sicuramente starà coordinando al meglio le cose, e una regione dietro che ci sta lavorando. Io dico questo, mi dispiace poi che ogni volta che si fa un'opera si punta sempre qui a casa nostra non la vogliamo, e così non funziona. Io poi ho sempre l'esempio del mio paese, perché parlo del mio paese, non voglio parlare degli altri paesi. Noi abbiamo una centrale elettrica che probabilmente dovranno ampliare. Io ho detto, io non mi oppongo, anzi, perché può essere che quella centrale elettrica serva anche alle riserve energetiche per Crocetta del Montello, e dico solo, se fate un ampliamento dovete darmi in cambio quello che mi deve essere dato in cambio affinché la popolazione ottenga dei benefici. Tutto qua. E non pretendo, chiedo a tutti che vengano rispettate queste cose. Ho fatto i nomi di tutti gli altri sindaci, di tutti gli altri comuni, perché pensate se viene un'alluvione, se viene un'esondazione del Piave su questo territorio, danni, e non parlo, come è già successo in altri posti, di morti, ecco, cioè non voglio neanche pensarci. Ecco, Sindaco Tormela, a fronte di arriviamo. questi rischi, no? Perché se dovesse succedere di nuovo quello che è accaduto per esempio nel 66 con una quantità di acqua come quella che c'era nel 66, i rischi sarebbero davvero impensabili per questi territori. Si tenga conto che probabilmente se ci fosse un'altra 66, considerando che comunque i livelli del fiume si sono alzati, dell'alveo del fiume non è più quello del 66, è più alto, in gran parte, in molti territori, chissà cosa succederebbe. È vero che negli anni nel Basso Piave si è lasciato costruire nelle golene, cosa che invece da noi abbiamo le sbarre, sicuramente non da voi, ma in altre parti sicuramente sì. Il fatto, perché questo è riportato anche in tutte le documentazioni, quindi non c'è niente di particolare, il fatto è anche che va detto che non è una posizione che cambia, è una posizione che è sempre stata uguale. Noi abbiamo cercato di far capire che di fronte a un Piave, che è il fiume più ingegnerizzato d'Europa, così lo definiscono, perché tra dighe, controdighe, sposta l'acqua, gira, eccetera, poco resta della naturalità del fiume. In questa condizione l'approfondimento che meriterebbe è molto diverso. Questo non lo dico per tutelare il mio territorio, perché per carità teniamo conto che quella cassa è 1/3 del comune di Crocetta, cioè, per capirci. Ma lo dico soprattutto in una visione che è generale, cioè che va dall'inizio alla fine del fiume. Servirebbe veramente portare avanti una possibilità, un approfondimento, uno studio che tenga conto di come è cambiato, perché la scelta dei 4 grossi bacini parte dalla Commissione dei Marchi del 72, 73 e siamo ancora là. Sì. E bisognerebbe, in realtà i comuni, e dovrebbe essere soprattutto interesse vostro, i comuni, ma è anche interesse nostro in queste condizioni, quindi va bene, forse è anche, come diceva un vecchio parroco del mio paese, ruinis pulcriores, cioè dalle disavventure possono nascere sempre cose belle. Sarebbe l'occasione per far squadra, per garantire al fiume una visione che sia più adeguata alla sicurezza dei cittadini, più rispettosa del fiume stesso, perché teniamo conto che, per carità, adesso stona perché si vedono le immagini dell'alluvione, teniamo conto che, tu mi confermerai, quella dei giorni scorsi non è stata un'alluvione del fiume. Cioè, da noi il fiume si è ingrossato, sì, altri fiumi hanno avuto problemi, il Piave non aveva questo problema. Ma sì,
Quindi non stiamo discutendo in questo frangente di un'alluvione del Piave, ci sono state altre volte, sì. appunto. Comunque quindi, mi preoccupo anche dei cittadini che sono dentro in Golena, però ripeto, non è che ci sono stati, sì, no, di certo che ci sono stati, ma se tu prendi dal Ponte di Piave in giù non sono mai state fatte nuove costruzioni, questo è poco ma sicuro. E mi sono dimenticato di due grossi comuni, Maserala e San Biagio di Callalta. Cioè il territorio che è sottoposto a un'eventuale esondazione, io sto parlando di esondazione, con tutto rispetto, è enorme e provocherà moltissimi danni. Ma non voglio parlare di danni, voglio parlare anche delle persone. Poi all'interno i cittadini, io parlo dei miei, i cittadini che abitano in Golena non si sono mai lamentati, mai una volta. Quando io faccio i controlli e vado lì a mezzanotte, alle 3, alle 4, alle 5, quello che serve, li aiuto qualche anziano a portare via la roba, a portarla sopra, però loro veramente non mi hanno mai chiesto niente, e se possono danno una mano. E penso che gli altri comuni sia uguale, Quello che noi chiediamo è attenzione massima, lo chiediamo anche a voi, i comuni che avete fatto ricorso. Mi fa piacere che queste casse di espansione si dica funzionano e vanno realizzate. Non sto Poi dicendo... nel miglior posto possibile, no? Le valuterà. Io faccio il veterinario, lo sai benissimo. No? Il chimico. Ecco, non è che so, però io mi fido dei miei, fra virgolette, capi, che sono in questo momento la Regione Veneto. Devo fidarmi di loro e dei loro tecnici e spero che la miglior soluzione sia presa presto. Ecco, se posso integrare... Ecco, sì, volevo però capire da lei, Sindaco, quale sarebbe secondo voi l'alternativa? Perché... Allora, il sistema... Allora, proprio questa vicenda ha fatto nascere un notevole interesse da un punto di vista scientifico attorno al Piave, perché poi le idee, la visione corretta tecnicamente non la dà il politico, la dà un tecnico e il politico può accogliere o non accogliere fare delle valutazioni. È la politica che decide, però è la poi politica alla fine che decide, non dobbiamo ma dimenticarci. la visione tecnica ce l'hanno da altre parti, no? E è giusto che sia così. Proprio in questa occasione ci sono professori ordinari di università, tecnici, insegnanti a livello veramente molto alto che ci stanno supportando, che stanno realizzando che quella visione del fiume che è stata finora proposta non risolve i problemi del Basso Piave, perché nel frattempo la condizione del fiume è mutata e nello stesso tempo crea una condizione analoga anche da noi, perché alla fine avremo lo stesso problema che hanno loro. Qual è il ragionamento da fare? Il ragionamento sarebbe proprio, ed è quello che si sta facendo e spero si possa trovare così supporto soprattutto nel Basso Piave. Il ragionamento che stiamo portando avanti adesso è quello di dire ok, fermiamoci, c'è un mondo scientifico che si sta approcciando in maniera nuova al Piave, con specialità diverse. Ci sono gli ingegneri idraulici, ci sono gli idrologi, ci sono anche quelli che valutano l'ecosistema, perché no? Perché tutto fa parte del sistema Piave ed assieme stanno riflettendo. Questo è il percorso che si sta facendo, perché finora, per quello che abbiamo potuto capire noi e trovare, e in questi anni di approfondimenti, anche proprio a spese del singolo comune o a spese degli 8 comuni che si sono trovati in questo pasticcio, veramente ne abbiamo fatti tanti di approfondimenti, anche su indicazione della regione, dell'assessore, eccetera. Adesso noi adesso ne abbiamo con noi 13 professori ordinari e non di università che ci aiutano in questa riflessione. Usiamo questa occasione per dare maggior sicurezza al fiume. Nel frattempo, dagli anni 70 c'è stata un'evoluzione ed è questo quello che hanno bisogno soprattutto loro, a mio modo di vedere. Certo che ne abbiamo bisogno noi, perché adesso siamo con un progetto che la Regione, che per carità io lascerò ai tribunali decidere se quel modo di approcciarsi era corretto oppure no, e per l'amor di Dio. Ma
La Regione sta facendo un progetto e sta proponendo una soluzione. Noi stiamo dicendo ok, andiamo a vedere se quella è l'unica soluzione possibile, e non lo è, perché nel dialogo da un punto di vista tecnico c'è la possibilità, intanto, come diceva il piano di gestione del rischio alluvione, sicuramente tu lo sai, il precedente, perché quest'ultimo non ha affrontato queste tematiche, il precedente piano diceva di pulire la foce, di pulire i laghi di montagna che ormai sono interrati, di risagomare l'alveo del Medio Piave. Ci sono molti interventi che possono aiutare la condizione su cui vi trovate. Forse veramente l'intervento che ha minor valenza è fermare 30 passa milioni di metri cubi, perché da voi tenete conto che quella cassa si riempirebbe con una piena come il 66 in qualche ora, e dopo una piena che dura una settimana dove rivea. Allora, dobbiamo bisogna chiudere, fare delle riflessioni diverse. Quindi sono tutta una serie di Intanto riflessioni. aspettiamo ovviamente questo, non so se chiamarlo sentenza, parere, vediamo un po' cosa del diranno. 6 dicembre. Come che, sì, il 6 dicembre, almeno qui, vero, hanno dato questa data, ma poi io non so cosa succederà. Dico che è un problema da risolvere, questo posso dire. Ripeto, io ho voluto fare un elenco di comuni di cui siamo coinvolti. Esso è enorme ed è un problema che speriamo di poter risolvere. Dico anche, benissimo, capisco anche tutte le sue, ovviamente lei appartiene al suo territorio, è giusto che difenda in modo, però va ragionato, ripeto, sono cambiate alcune cose. Capisco adesso che mi dice sì, le casse espansione ci vogliono, le vogliamo migliorare, preparare, fare, dentro sull'alveo del Piave. Io credo che dentro sull'alveo del Piave sia la migliore soluzione. Io faccio sempre far capire alle persone che cos'è una vasca e laminazione, scusatemi, ma è molto semplice, perché è stata mostrata in TV l'altro giorno e ho capito che la gente adesso ha capito che cos'è una vasca e laminazione. Ma io faccio l'esempio sempre dei Pradegai di Porto Buffolè. Quella è una vasca e laminazione. Ora si può convivere tranquillamente una vasca e laminazione con un bellissimo territorio che è Pradegai di Porto Buffolè. Passate di lì, andate a vedere e vedrete cosa può essere una vasca e laminazione. Tutto qua. Perché da noi non sarebbe come quella? Non sarebbe come quella perché la quantità di sedimenti che si depositano all'inizio dell'alveo, noi siamo chilometri più in su, è da noi che il Piave, perché il Piave non è acqua del rubinetto, è sassi, alberi, rifiuti, pantano e acqua. Perché teniamo conto che a monte abbiamo busche, qualcuno è passato per il ponte di Busche, ha visto che abbiamo la terra che emerge dall'acqua, che ormai è interrata. Quella cosa lì, quando l'apri, dove arriva? Da noi. Quindi se bisogna mettere insieme più fattori. Io non sto dicendo che lo strumento casse in generale nel Veneto è sbagliato, per l'amor di Dio, perché devo dire una cosa del genere. Sto dicendo la cassa che sarebbe l'unica nella pedemontana, perché tutte le altre le hanno fatte a valle. Perché? Perché l'acqua nel frattempo si decanta. È questo il problema, cioè bisogna essere un po' più aperti e cercare di vedere le varie variabili che ci sono, proprio perché il Piave è complesso, per quello allora io che devo bisogna chiudere affrontarlo perché diversamente. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Sicuramente quindi le posizioni sono diverse, diverse nel senso, nel tipo di soluzione che viene prospettata. Quel che è certo è che è comunque un problema che bisogna risolvere ci in vuole un modo o nell'altro. Un inizio va un completamento, lo capiamo, non è che sono qui a, ripeto, però dico è un problema serio. È un problema serio anche perché purtroppo alla luce dei mutamenti climatici stiamo vedendo che eventi estremi, sempre più estremi, si verificano con una frequenza decisamente superiore rispetto a quella del passato. Io ringrazio davvero per essere stati qui con noi quest'oggi la sindaca Marianella Tormena di Crocetta del Montello e Andrea Favaretto di Salgareda. Grazie dunque per questo dibattito, grazie a voi telespettatori che ci avete seguito da casa. Tra poco torna lo spazio del mercoledì dedicato alla CGIL. Noi ci salutiamo con le previsioni del tempo ed il nostro meteo per le prossime ore. Buon pomeriggio.
Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo, previsioni per mercoledì 8 novembre. Sul Veneto cielo sereno o poco nuvoloso, di notte previste nebbie sparse sulla pianura e nelle zone prealpine. Non sono attese precipitazioni. Temperature in sensibile calo, minime comprese tra i 4 e i 9 gradi, massime intorno ai 12-15 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia tempo stabile con prevalenza di cielo sereno localmente poco nuvoloso. Nella notte e al mattino possibili locali nebbie sulla bassa pianura. Temperature minime comprese tra i 6 e gli 11 gradi, massime tra i 15 e i 17 gradi. Sul Trentino Alto Adige è previsto cielo sereno o poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. Temperature ancora in diminuzione. Minime comprese tra i -2 e i 2 gradi, massime dai 7 ai 13 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.